l'Istituto regionale etnografico entra in possesso, in realtà ne diviene proprietario della Casa Museo Grazia Deledda nel 1979. La acquista al prezzo simbolico di 1000 lire dal comune di Nuoro, che l'aveva a sua volta rilevata da una precedente proprietà. I Deledda vendono nel 1913 la loro casa quando ormai non hanno più rapporti con la città. Grazia Deledda è ormai a Roma dal 1900. Successivamente l'Istituto studia e propone il primo allestimento che è quello del 1983. Il museo viene aperto al pubblico nel 1983. Negli anni l'Istituto acquisisce ulteriori materiali, ulteriori elementi espositivi e soprattutto sulla base di ricerche, oltre che di relazioni molto buone con la famiglia Madesani Deledda, in particolare la signora Fernanda, la nuora di Grazia Deledda, acquisisce informazioni per riallestire lo studio romano di Grazia Deledda, che è una particolarità, una peculiarità di questa casa museo, perché evidentemente non faceva parte della casa originaria, ma è stato riallestito prendendo in considerazione gli stessi mobili che Grazia Deledda aveva a Roma nel suo villino, la cui mobilia era stata fatta da artigiani sassaresi, fratelli Clemente, noti non solo in Sardegna ma in diverse parti d'Italia per la loro attività.